Ruspa al lavoro, camion dentro e fuori dal tunnel. Torna alla vita nel cantiere di Colcavalier, dopo 10 giorni che hanno fatto temere per il destino della più grande opera viaria nel bellunese degli ultimi anni. Uomini e mezzi sono tornati a lavoro alle 7 di questa mattina dopo il via libera da parte di Veneto Strade, che ha ottenuto l'impegno della regione a saldare quanto dovuto. La società fino ad oggi ha anticipato di tasca propria i fondi per far andare avanti i lavori, fino a quando l'attesa dei soldi che ancora devono arrivare dal mutuo regionale non è stata più sostenibile. Le dichiarazioni di impegno della regione sono state sufficienti per far ripartire il cantiere. Ad oggi non c'era un documento così preciso e quindi tutto ricadeva sulle spalle di Veneto Strade. Ora la responsabilità la Regione Veneto se l'è presa, i soldi ovviamente non sono arrivati, lavoreremo velocissimi e questo lo deve fare soprattutto la Regione per poter far sì che lo Stato ci passi il mutuo. Il destino di Colcavalier è già stato a rischio lo scorso anno, sempre per problemi di trasferimento di risorse, ma Veneto Strade ha deciso di continuare nonostante le difficoltà. Per senso di responsabilità da parte di Veneto Strade, che si è indebitata enormemente con le banche che però non possono dare soldi, anticipare soldi all'eternità a Veneto Strade. I problemi di oggi rischiano però di ricadere sui lavori futuri. Questo indebitamento con le banche blocca anche gli altri lavori perché noi alle banche non possiamo chiedere più di tanto e anche altri lavori che devono partire non li facciamo partire perché non è arrivato, torno a ripetere, il becco di un quattrino da parte della Regione per questa opera che è una delle più grosse che stiamo facendo. Quindi questo ricade anche sulla partenza e sui lavori altri che dobbiamo fare e in provincia di Belluno e nel resto del Veneto. 45 milioni di euro già anticipati da Veneto Strade, restano da pagare 7 milioni per lavori già fatti e 2 per il completamento dell'opera. Il traforo di Colcavalier è praticamente finito. L'inaugurazione io penso che ai primi di giugno, senz'altro nei termini previsti dal contratto, si possa cominciare a passare su questa galleria che è veramente bella e splendida.